Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Noi siamo a Olbia e siamo in questo bellissimo parco del Fausto Noce, credo sia il parco del Fausto Noce, in compagnia di un grande campione. Sono felice di avere al mio fianco Francesco Gambella. Ciao Francesco. Ciao Paul, è sempre un piacere vederti, incontrarti. A parlare, vabbè, di sport, ok, ma poi a parlare soprattutto di Amref e di questo ultimo viaggio che ti ha visto protagonista in Africa. Sì, sono rientrato ai primi di maggio, è stato un gran bel viaggio, insomma una decina di giorni dove siamo stati a stretto contatto con i ragazzi di strada, abbiamo documentato il progetto di recupero dei ragazzi di strada, che sono dei ragazzi dai 5 ai 18 anni che sniffano colla per non sentire i morsi della fame e del freddo e vivono nelle baraccopoli di Nairobi in mezzo alla spazzatura, un'esperienza sicuramente forte. Come sniffano colla? Sì, la colla è un barattolino che costa €1, quindi accessibile a chiunque, ed è un mix di collanti con aggiunta di carburante per mescolare, diciamo, bene, e la tengono tutto il giorno appoggiata, la tengono con i denti e respirano e il cervello, insomma, ha dei grossi danni e non sentono appunto i morsi del freddo e della fame, perché Nairobi è a 1600 metri e la notte fa abbastanza freddo. Vivendo in strada è uno dei modi che utilizzano per affrontare questo problema. Francesco Gambella, in nostra compagnia, spesso lo si vede all'interno della nostra televisione, spesso lo si vede all'interno poi soprattutto dei miei programmi, perché io seguo quello che lui fa in lungo e in largo, ma soprattutto lo seguo quando va in Africa, perché lui già è stato in Africa qualche anno fa, ci è ritornato quest'anno. Ma perché poi, Francesco, questo amore per Amref e soprattutto questo amore per il Kenya, per l'Africa? Beh, l'amore per Amref perché è un'organizzazione umanitaria trasparente al massimo. Io spesso vado giù e vedo come opera, quindi ovviamente non può che esserci amore. E poi quando vai giù interagisci con delle problematiche assurde e ti rendi conto veramente che basta, può sembrare troppo, un giro d'Italia in canoa per raccogliere dei soldi e poi tornare in Africa e recuperare questi ragazzi. Come disse Giobbe Covatta, appunto, basta poco che ci va, quindi poi è normale che quando si sta a stretto contatto con queste problematiche alla fine non puoi non far nulla. E tu, perdonami, e tu con i tuoi programmi anche da Olbia fai tantissimo, perché ogni volta che si parla di Amref, che si parla di Africa nei tuoi programmi c'è un coinvolgimento totale anche delle persone che vivono non solo ad Olbia ma in Sardegna. Campione in canoa, ma campione anche per quanto riguarda la solidarietà. Ti ho chiesto perché Amref, perché l'Africa, ma ti faccio un'altra domanda. Quanto è importante per uno sportivo come te far beneficenza e comunque fare solidarietà in questi paesi che qualche volta mi pare di capire siano dimenticati dal resto del mondo? Per me è di fondamentale importanza perché per diversi motivi. Il primo è la mia storia di vita, appunto sono nato con una formazione all'intestino, sono stato il primo a ricevere aiuto dal prossimo, non vedo perché adesso che ho la possibilità non farlo. E poi anche quando mi ritrovo a stabilire i miei record del mondo, sicuramente l'idea che questi record del mondo li sto facendo per qualcun altro che sta a 6.000 km da me è un grosso stimolo, è una grossa motivazione che mi consente di non mollare durante il record, anche quando a volte penso ma chi me l'ha fatto fare? Mentre parliamo avete visto immagini dell'Africa, di questo ultimo video che tra l'altro poi avrete modo di vedere spesso durante il palinsesto di Teleregione. Ora chiedo naturalmente a Francesco, ma parlami di questo video, anche perché sai, i nostri telespettatori sono curiosi. Mentre noi parlavamo, oltre che vedere le immagini di questo bellissimo parco di Olbia, avete visto anche queste immagini
dell'Africa e del Kenya. Il video è molto bello oggettivamente, almeno a me piace, e appunto nelle immagini si vedono tutto il percorso che fanno i ragazzi di strada, da quando sniffano colla all'interno dell'Islam, ossia le baraccopoli, fino a quando vengono recuperati dai vari progetti di Amref, da progetti musicali, da anche progetti sportivi. Quindi è un ripercorrere la loro vita dall'inizio alla fine, ed è un grosso messaggio di speranza per loro, ma anche per chi non crede nel volontariato e nel fare, perché la dimostrazione è proprio in questo filmato che alla fine questi ragazzi riescono a essere recuperati, ad avere un'identità e a essere reinseriti in società. Francesco Gambella, avete sentito, fa tanto per la solidarietà, fa tanto per l'Africa, è innamorato di Amref. Io adesso gli farò e ti faccio una domanda un po' diversa, perché tu lavori in Meridiana, eccola, con tutti i problemi che ci sono adesso in Italia e in Meridiana, vorrei sapere cosa si vive poi all'interno della vostra azienda. Hai sentito in Italia tanta gente che viene licenziata, tanta gente che insomma perde il lavoro, credo che questo sia un grande problema. Hai detto bene, è un grande problema, un problema sicuramente diverso rispetto a ciò che la gente vive in Africa. Il mondo del lavoro sta andando realmente a rotoli, ci mettiamo crisi economica, tutto quanto. L'obiettivo che può avere un sindacato è comunque quello di tutelare i posti di lavoro, perché perdere oggi un posto di lavoro è realmente un dramma. Certo, le difficoltà sono tante, non è facile interagire e cercare di trovare una soluzione anche con l'azienda, però bisogna provarci e far tutto per risolvere il problema, essendo anche consapevoli che non tutti saranno felici delle scelte che sono arrivate, delle scelte che arriveranno, ma realmente se uno si guarda intorno, io ho tanti amici che lavorano in un ristorante dalle 10 di mattina alle 3 di notte e guadagnano 60 euro al giorno. Certo, il nostro lavoro è un lavoro diverso, siamo a 10.000 metri d'altezza, ci sono tutta una serie di situazioni che persone non hanno. Noi il Natale lo passiamo all'interno di un albergo, quindi ogni lavoro poi è a sé, però purtroppo se si va a perdere questa realtà e questo lavoro intorno non c'è nulla, quindi lì bisogna fermarsi e pensare come affrontiamo la situazione. Noi speriamo di fare il migliore dei modi, cercando di accontentare più colleghi possibile. Noi ti ringraziamo Francesco, abbiamo parlato di Amref, abbiamo parlato di Africa, abbiamo parlato di Meridiana, abbiamo parlato di tanti problemi. Intanto ricordiamolo ancora una volta, non per essere prolisso o ripetitivo, vedrete su Teleregione girare spesso il video integrale poi di questo che ogni tanto stiamo mandando durante questa intervista. Ti auguro tante belle cose, spero a novembre, so che tornerai in Kenya, spero a novembre di essere insieme a te a condividere questo grande momento, questo tuo momento di vita. Spero di condividerlo insieme a te perché sono innamorato di quello che fai, lo fai nel modo giusto, e sono innamorato anche insomma del Kenya, dell'Africa e di Amref. Guarda, ho imparato che la vita è un po' come un film, no? Ricco di colpi di scena, quindi sia mai che a novembre realmente tu sarai uno di questi colpi di scena e ci ritroviamo lì a parlare con un microfono all'interno dei progetti di Amref. Lo speriamo. Grazie a tutti, ciao, arrivederci, prossima puntata naturalmente Die Pro Die. Grazie a Francesco Gambella, ciao, arrivederci. Die Pro Die, in collaborazione con